Cos'è il burlesque? Diciamo che il burlesque è una forma d'arte che nasce in Inghilterra alla fine del 1800 e nasce un po' come una presa in giro, un po' una satira anche politica ma sicuramente sociale delle donne aristocratiche del tempo, e viene infatti un po' ripreso il loro essere molto snob, avere questa femminilità magari molto algida, che però veniva invece espressa in maniera totalmente ironica, anche un po' dissacrante, dalle donne del vaudeville e del teatro dell'epoca. E anzi, una forma d'arte un po' totale, come erano anche le forme d'arte al tempo, erano trasversali per quanto riguarda l'arte del burlesque, sia la danza, il teatro, il mimo se vogliamo. Diciamo che è una forma d'arte che soprattutto negli ultimi tempi è stata poi declinata in tanti modi. Tutte le donne potrebbero fare il burlesque? Sicuramente, infatti la mia scuola che ho a Padova si chiama Anch'io Burlesque e questo nome è sicuramente riassume la mia idea, perché secondo me il burlesque può essere praticato da ogni donna e diciamo che magari non tutte hanno anche l'interesse di andare sul palcoscenico, però sicuramente credo che ogni donna abbia l'interesse di esplorare un po' quali sono le proprie potenzialità creative, capire un po' meglio quello che può essere il suo alter ego artistico, i lati nascosti della propria femminilità e alimentarli ed esprimerli. Questo non credo che nessuna donna non abbia la curiosità di esplorare questo aspetto di se stessa e di esprimerlo, ecco. Com'è nata questa passione, questa voglia di fare il burlesque? Io sono un'attrice teatrale fondamentalmente, mi laureo al DAMS Teatro, con una tesi già che lasciava un po' capire il mio interesse soprattutto per le figure femminili, e sono sempre stata affascinata dalle figure femminili degli anni 40, degli anni 50, del cinema e della musica. Io sono venezuelana, quindi diciamo che era un po' quello il mio punto di interesse, Sud America, Centro America, ma anche gli Stati Uniti. Diciamo che poi il teatro negli ultimi tempi non ha più dato così tanto rilievo, o il cinema non ha dato più tanto rilievo a una figura femminile esaltata al massimo, osannata anche nella sua espressività creativa, e dopo tanti anni di teatro sperimentale, quindi altre direzioni, ho trovato nel burlesque questo grande interesse verso la figura femminile, anche un po' irreale, anche un po' esagerata a volte, quasi kitsch se vogliamo, però sicuramente molto libera, ed è questo quello che mi ha attratto tantissimo di questa forma d'arte, il burlesque. Ci fai un saluto ai nostri telespettatori in modo burlesque? Sì, si può salutare in modo burlesque, si può essere in modo burlesque soprattutto ricordandoci che l'autoironia è la cosa più importante. Anche a tutte le donne che magari vedendo questo e si incuriosiscono un po', ricordatevi che la cosa più importante del burlesque è non prendersi troppo sul serio e lasciare veramente a briglia sciolta la propria creatività.